Bene, siamo arrivati al primo momento clou di questo pomeriggio di corse. Ricordiamo il tema principale, lo sport al femminile, quindi abbiamo radunato tre realtà diverse tra loro ma che condividono gli stessi valori dello sport. Oggi parleremo anche della passione per lo sport, insomma tutti i valori appunto sportivi. Chiedo subito a Michele Canali, vicepresidente di Ipogroup Cesenate, di fare un saluto di benvenuto anche alle nostre ospiti. Prima volta che vengono qui all'ippodromo, quindi chiedo a te di dare il benvenuto, poi procederemo ovviamente con lo scambio di gagliardetti, fiori, insomma per una vera e propria giornata dedicata allo sport al femminile. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti e soprattutto benvenute. Io credo che lo sport sia una disciplina che è fondamentale perché cementa tutte le persone, lo vediamo adesso purtroppo in Ucraina. Oggi, come abbiamo visto, sono presenti le Amazzoni che rappresentano l'Ippica, sono presenti le ragazze del football americano, sono presenti le ragazze del mountain bike ed è presente una campionessa di paraolimpica che è stata da poco, è tornata da poco, e quindi benvenuti a tutti. Devo dire che questa è una giornata che si ripete nel tempo, la facciamo già da diversi anni e ci auguriamo di farla anche per i prossimi. Spero che sia più fortunata perché veniamo da 2 anni di pandemia e siamo riusciti a farla. Adesso c'è la guerra, quindi un po' più di fortuna e soprattutto una grande la possibilità di trovare in pista, come negli sport che abbiamo qui, grande passione, grande emozione e grande forza. Grazie a tutti voi. Ringrazio Michele Canali. Partirei adesso dalle Amazzoni che appunto faranno gli onori di casa in questa giornata, quindi cedo la parola a Michela Rossi, tanto ti chiedo di presentare anche le tue compagne che oggi vedremo in pista insieme a te. Ricordiamo che le Amazzoni oggi hanno fatto anche una raccolta pro Ucraina, quindi grazie per il vostro contributo che è stato davvero molto importante. Michela, ti chiedo 2 parole sulla figura anche delle Amazzoni e soprattutto anche cosa rappresenta per te lo sport. Beh, lo sport diciamo nel nostro mondo non è semplicissimo perché sono tantissimi uomini, quindi trovare queste giornate diciamo per noi non è facile, quindi ringraziamo come sempre l'Ippodromo, insomma la società di Bologna che ci dà sempre questa bellissima opportunità e poi ecco queste giornate penso che servono a tutte noi donne, no? Per capire insomma quello che c'è al di fuori di questo insomma. Bene, adesso chiederei invece a Cristina Di Maggio, rappresentante dell'MTB Adventure. Anche questo è uno sport, come diceva il tuo presidente, dove ancora le donne non sono tantissime, siete soltanto 6 mi sembra, in una società di circa 200 iscritti, quindi lascio a te la parola, presentiamo la vostra realtà e soprattutto anche la passione che mettete ogni volta che uscite, perché ricordiamo che solitamente le domeniche, soprattutto presto, andate nei boschi e insomma fate un'attività abbastanza estrema. Allora, noi siamo un gruppo che nasce dai bimbi, innanzitutto. La parte core del nostro gruppo sono i bimbi, poi diventano grandi e diventiamo dei matti che vanno in giro la mattina presto affrontando il freddo, il caldo, con i pantaloncini corti. E le donne fanno un po' più fatica a venire fuori la mattina alle 7. Però una volta che trovi il feeling con la natura, è un gruppo che ti accoglie perché è difficile, è duro, passa tutto. E comunque la bici ti porta nei boschi a contatto con la natura, a rispettare la natura e un gruppo, perché tu non vai via da solo, vai via magari con 20-30 persone e quindi accettare tutti e rispettare dove sei. Grazie a Cristina Di Maggio. Adesso proseguiamo e chiedo adesso alle ragazze del football americano di raggiungermi, quindi do il benvenuto alle Underdogs, ricordiamo squadra di football femminile, e chiedo a Francesca Bertocchi, sei un po' la veterana del gruppo, di presentare anche la tua realtà. Anche questo è uno sport prevalentemente maschile adesso, ma ti chiedo com'è il movimento femminile in questo momento.
Allora, in questo momento abbiamo 4 squadre in Italia, perché purtroppo il movimento è quello che è, abbiamo bisogno di sostegno soprattutto dalle squadre maschili e per poter comunque farci conoscere tutto quanto, perché già è uno sport di nicchia per i maschi e per le femmine ancora di più. Però devo dire che da un punto di vista di squadra, in tutte le realtà che ci sono in Italia c'è un'unità pazzesca. Cioè si crea proprio una famiglia, anche perché secondo me bisogna essere un po' matte ad andare sotto la pioggia, inverno, prendere delle botte, e quindi se non c'è quell'unità non si riesce bene a giocare, e per fortuna la nostra squadra è davvero una famiglia e siamo molto fortunati a giocare insieme. Quindi alla fine è tutto uno sport di matti, le ammazzano? Sì. Tutti matti siamo, quindi perfetto. Tra l'altro mi diceva che c'è il flag football, mi diceva prima uno dei vostri dirigenti, che è uno sport misto, se non sbaglio. Sì, esatto, è uno sport misto e praticamente si gioca 5 contro 5, non c'è contatto, si tirano via delle bandierine, però in questa maniera riusciamo anche a farci conoscere noi ragazze e magari riusciamo ad avvicinare qualcun altro, perché in Italia il flag football va molto a livello femminile, quindi se riusciamo ad avvicinare quella realtà al tackle, cioè lo sport di contatto, il football, riusciremo ad avere ancora più iscritte e non sarebbe male. Beh, magari un giorno saremo ospiti da lei, quindi potremo vedere anche le amazzoni cimentarsi nel football. Adesso ovviamente mi sposto e chiedo a Chiara Nardo di raggiungerci. Chiara, ricordiamo, tu sei stata finalista alle Paralimpiadi del canottaggio, sei un ex driver, abbiamo parlato della tua storia, quindi sei davvero un esempio. Ma com'è ritornare all'ippodromo, rivedere le tue ex colleghe con le quali ti sei confrontata tante volte in pista? È una grande emozione, anzi devo ringraziare l'Hippo Group come sempre. Sì, ho fatto diverse corse con loro, contro di loro, e devo dire che insomma è sempre uno dei miei ricordi più belli. Tanto ringrazio Chiara Nardo, ovviamente rivedremo tutte le ragazze in pista dopo la sesta corsa, poi premieremo la vincitrice delle 2 corse Amazzoni. Io ricordo che le Amazzoni che vedremo in pista sono Sabina Breccia, Lucia Pasqualini, Sara Bruni, Carlotta D'Agostino, Maddalena Varsori, Maria Laura Lonano, Ilaria Vecchi, Alessandra Devidé, Jessica Pompa, Francesca Consoli, Michela Racca, Giulia Deschi e Michela Rossi, che abbiamo sentito poco fa. Le ragazze invece dell'MTB Adventure presenti sono Cristina Di Maggio, Michela Romano, Laura Cimaglia, Silvia Ambrosini e Elena Petazzoni, mentre per le underdogs abbiamo Marcella Pedrini, Elena Vogrig e Francesca Bertocchi. Quindi io direi di passare alla consegna dei fiori. Tra l'altro ricordo che oggi una corsa sarà intitolata all'Associazione Sportiva Donne Galoppo Sella e Trotto, che sono qui presenti Maurizia Bertolani e Laura Burrocco, quindi dopo sentiremo in un'intervista dove presenteremo nel dettaglio la loro associazione formata da donne che vivono il mondo dei cavalli a 360 gradi. Ringrazio Michele Canali, vicepresidente di Ippogruppo, e anche Walter Cesaron, presente alla premiazione. Quindi adesso procediamo alla consegna dei fiori da parte di Ippogruppo. Quindi adesso lasceremo spazio alle foto di rito, poi ci trasferiremo tutti alle scuderie, la linea può tornare alla regia perché a breve partiranno i cavalli. Quindi procediamo con la consegna e a tra pochissimo.